Sarebbe bello capire dietro ogni persona che storia c'era. Una foto è sempre un viaggio nel tempo, un passato che si ricerca per capire il presente e progettare il futuro. Una foto è la traccia di quello che siamo stati, di quello che siamo e saremo. Delle persone restano fotogrammi ingialliti delle loro case, le stanze silenziose che hanno abitato, che oggi rivivono di nuove voci che raccontano la loro storia. Tutte le cose che si vedono qua sono tutte conservate dentro la villa. Questa sedia è all'interno, come pure questa poltroncina in vimini. Inizia da una foto conservata tra i tanti tesori custoditi a Villa Sesto Schiavo, a Sandrigo, la passeggiata alla scoperta delle ville venete nell'Alto Vicentino. Un itinerario lungo una strada di vini DOC, quelli del Torcolato Breganze, ma soprattutto incontrando i gioielli di Andrea Palladio, i suoi gioielli architettonici. L'alfa e l'omega del grande progettista padovano sorgono a poche centinaia di metri l'una dall'altra, a Lonedo di Lugo di Vicenza. Villa Godima Linverni, la sua opera prima, e Villa Piovene, l'ultima. Un percorso palladiano a tutto tondo. La gradinata, l'atrio affrescato, 2 terrazze protette da una balaustrata e si riconoscono le fattezze del primo progetto palladiano, un edificio recuperato dal degrado da Remo Malinverni 60 anni fa. Una villa a pianta semplice, una loggia e la sala centrale dividono gli spazi del piano nobile in 2 parti perfettamente simmetriche, con 4 stanze ad ogni lato. La villa all'interno è riccamente affrescata, 9 le sale decorate, dalle mani di Giambattista Zelotti, Gualtiero Padovano e Battista del Moro. Parlo da milanese, quindi fuori dai propri interessi. Devo dire che qua il clima è meraviglioso. Palladio sceglieva posti magici, effettivamente questo è un posto magico. Pochissima nebbia, quindi d'inverno abbiamo sì freddo, ma un freddo asciutto, quindi è perfetto per l'aspetto della salute. Infatti ho 2 bimbi che giocano e crescono qua, devo dire molto bene. D'estate il clima è piacevole, non è mai afoso, quindi anche per un turismo è perfetto, appunto come i Colli Toscani, non abbiamo niente da invidiare al mondo. Piante secolari affollano i 1300 metri di viali del parco, un legame forte tra ambiente e natura è testimoniato dal Museo dei Fossili che custodisce centinaia di reperti raccolti nel Chiavono, un fiume che scorre vicino a Breganze. Luoghi aperti, angoli che sono parte viva della vita personale non solo dei proprietari, ma anche di chi abita da quelle parti. Già allora, quando mi avvicinavo a uno di questi monumenti, vivevo quell'atmosfera che rappresenta la storia, che rappresenta questi importanti edifici. E quindi sembravano come delle figure mitologiche sparse nelle nostre colline che in maniera possente, in maniera forte ci fanno vedere, ci fanno capire quanta storia ha vissuto questa terra. Le ville del Palladio, le ville venete in generale, sono state concepite come patrimonio dell'umanità. Il riconoscimento dell'UNESCO per quelle dell'architetto padovano non è una sorpresa. La casa è sempre il luogo dove si riannusa gli odori come fanno gli animali. Il gatto quando sente l'odore di casa si tranquillizza, comincia a fare le fusa, è quello che facciamo anche noi umani quando ci liberiamo un po', come dire, dal peso di quello che dobbiamo essere sempre in prima linea su tanti problemi della vita e ritorniamo animali assaporando il gusto di casa. Una casa accessibile, una dimora a disposizione del pubblico, oltre che per le visite guidate, per banchetti, congressi, meeting, pranzi e cene più o meno raffinati, più o meno frugali. Le ville venete sono fabbriche, centri di lavoro e produzione turistico-culturale e sono giganti, non proprio facili da gestire. Tutti i giorni, tutte le ore, tutti i minuti dell'anno. Siamo partiti che eravamo in 2, in 3 anzi, io, mia moglie e un dipendente, oggi siamo un'azienda da 40 dipendenti, quindi creiamo anche posti di lavoro, devo dire. È un impegno enorme, è un impegno ciclopico. La villa, il parco ha dimensioni incredibili. Siamo da soli noi proprietari privati, nel senso che non abbiamo l'aiuto di nessuno, anzi devo dire oggi siamo anche abbastanza tartassati, quindi è un impegno che bisogna sentire nel cuore, è una mission, qualcuno dice una mission, è proprio questo. Una vita in villa immortalata nelle riprese di Senso, capolavoro di Luchino Visconti, correva l'anno 1954. Scorazzare nella Pedemontana Vicentina, un'occasione per imbattersi in produzioni vinicole ed agroalimentari DOC, ben 15 vini certificati, altrettante le specialità alimentari, dall'asiago DOP alla soppressa, alla ciliegia, al baccalà, alla vicentina. Passa da queste parti la strada del Torcolato e dei vini di Breganze. Il Breganze DOC Torcolato, i nettari di vino ottenuto dalle uve passite della varietà vespaiola, è il vigiglio dei turisti tra le vallate comprese tra l'Astico e il Brenta. Al centro Breganze, a ovest Bassano del Grappa, ad est Tiene.
E nel cuore di Thiene che svetta Villa Porto Colleoni Thiene, meglio nota come castello per la fusione di elementi gotici tipici della fortezza e del palazzo veneziano. La grande loggia al pian terreno è fiancheggiata da 2 torri angolari. Un edificio a pianta molto regolare, un'eccezionalità per l'epoca. L'inizio dei lavori si data nella seconda metà del 400 e forse il progettista potrebbe essere quello stesso Domenico da Venezia, ingegnere di Vicenza. Al suo nome sono legati il Duomo e il Palazzo della Ragione della città berica. Tra il 1560 e il 1579 sono chiamati ad affrescare gli interni della villa Paolo Veronese, Giambattista Zelotti e Gianantonio Fasolo. Una palladiana incompiuta e Villa Sesso Schiavo a Sandrigo, scendendo verso Vicenza. Non si sa chi sia l'architetto. Gli studi su questa dimora sono recenti ed hanno appurato che gli affreschi interni sono di Giovanni Antonio Fasolo e della sua scuola. Quel che si sa è che nel Cinquecento i nobili Sesso avevano un contado nel Vicentino. Le suggestioni architettoniche, il periodo inevitabilmente, fanno riferimento allo stile di Palladio. Il Palladio ne fa una trentina forse, 24 sono note e sono anche patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO. Ma vediamo la distinzione. Primi del 500, fine del 400, i primi insediamenti di villa, ecco che troviamo una villa padronale con le barchesse tendenzialmente ai lati, perpendicolari alla villa, quasi con ancora un senso di chiusura, quasi di difesa. A metà del Cinquecento troviamo il Palladio Villa Emo che apre la villa e le barchesse le mette a lato come le ali di un uccello. E le ville sono ancora di dimensioni abbastanza contenute. Ecco, questo qua è il padrone di casa. Il padrone di una casa che sembra avesse grandi ambizioni per la sua villa, che però rimasero inespresse. Un progetto monumentale irrealizzato per la sua precoce dipartita. Le tracce di qualcosa che doveva essere non è stato si notano nell'ampio piazzale in terreno di riporto che spazia vuoto tra le cancellate in ferro battuto che separano il sito interno dalla città da un lato e dalla campagna dall'altro. Il corpo centrale della villa di modeste dimensioni, costruito nel Settecento su pregresse costruzioni, oggi affianca l'imponente porticato. Questa è la stanza degli elementi, è caratteristica perché era stata completamente intonacata, anche perché qui dal 1915 al 1918 c'è stato un ospedale da campo inglese, per cui tutti gli affreschi erano stati ricoperti da calce. Affreschi in ogni sala, cicli intrisi però di novità. Nelle 4 sale del loggiato della Barchessa c'è una sorta di percorso di sublimazione dell'anima, dalla sala del Baccanale a quella dei 4 elementi alla sala delle virtù, a quella del trionfo della storia, con il ritratto di Silvio Sesso, che sembra lanciare un monito a compiere grandi azioni. E questa è la stanza dei padroni di casa. La chiamiamo la stanza dell'alcova perché è composta da 2 ambienti separati. La diamo anche ai nostri sposi. Chi magari si sposa qua da noi ha piacere di fare la prima notte di nozze qua in villa, li facciamo soggiornare in questo spazio. La storia di vari secoli si sovrappone, lasciando a Villa Sesso Schiavo tracce del suo divenire. Questo è un angolino che mi affascina tantissimo perché è l'angolino delle medicine, dell'acqua di colonia e delle scatole dei gioielli. La cosa bella è che se uno ha bisogno di una pillola purgativa c'è ancora. C'è l'acqua di colonia, le garze dell'avanzo dell'ospedale da campo inglese. Ville che continuano a scrivere pagine di storia, la storia contemporanea di chi vi alloggia, di chi vi pernotta per rivivere in chiave moderna epoche passate. Edifici animati che diventano la meta naturalistico-artistico-architettonica anche di chi fa sport. Sono più di 3 anni che pratico il Nordic. Devo dire che nel Nordic ho trovato degli aspetti molto affascinanti. E uno di questi è proprio la riscoperta dei nostri territori, cosa che sinceramente neanch'io conoscevo. Uno sport salutare, uno sport a basso impatto e adatto a tutti, in maniera particolare alle donne che magari non vogliono tanto impegnarsi in corse o in grossi dislivelli. C'è chi si muove a piedi, chi viene richiamato dal fascino palladiano da lontano. Si sa che l'Italia dell'arte piace soprattutto ai signori dei paesi del nord Europa, fini conoscitori della nostra ricchezza, disposti a fare chilometri in auto pur di apprezzarla con gli occhi, senza il filtro di una foto o di un filmato. E forse sono questi estimatori esterni che hanno stimolato la trasformazione di imponenti dimore in strutture dove alloggiare, riposare, conoscere, inventando un nuovo affascinante turismo. Vecchio.
Could I offer you something to drink? Would you like to drink something? Villa Brocchi Colonna, 2 chilometri dal centro di Bassano del Grappa, sorge ai piedi del Monte Castellano. È immersa nel verde smeraldo delle colline circostanti, un framezzarsi di castagni e noccioli, e vigneti e frutteti. Risale al 600, costruita su un edificio più piccolo ed antico, il corpo centrale è una loggia a 2 livelli. Le colonne e le balaustre sono una testimonianza dell'architettura bassanese del periodo. Questa villa è stata costruita alla fine del 1600 e appartiene alla mia famiglia da sempre. È la classica villa agricola che veniva usata in estate. La parte delle ali della villa venivano usate per l'azienda agricola, dove una parte è rimasta agricola, c'è la cantina, il granaio fienile. L'altra parte invece l'abbiamo ristrutturata e abbiamo ricavato le camere. Ricreare un'atmosfera semplice e familiare è l'obiettivo di chi apre la propria casa al turista, facendolo partecipe della vita del territorio, dei sapori delle colline, dall'olio alle marmellate fatte in casa. E capita spesso che quando gli ospiti se ne vanno lasciano un ricordo di sé e di quel soggiorno particolare. Simboli di un legame profondo che rimane, arte che esalta l'arte. Bello perché hai a che fare con persone che arrivano da tutto il mondo. Arrivano sempre di più persone in bicicletta. Dal verde delle colline è una gioia raggiungere in bicicletta Bassano del Grappa e arrivare a colpi di pedale sul mitico ponte. L'emblema dell'orgoglio italico e magari avventurarsi lungo itinerari che ripercorrono le tappe della Grande Guerra. Pensando ai fanti del 24 maggio, a Cima Grappa, ma questa è stata terra di battaglie anche ai tempi di Napoleone. Qui c'è stato in queste zone la battaglia del Brenta, che è una delle famose battaglie di Napoleone, e qui si alternava perché è stato un periodo un po' particolare. Qui c'erano gli austriaci e a volte qui c'era Napoleone, cioè andava via uno, arrivava l'altro, dalla sera alla mattina cambiava, per un certo periodo andava così. Quindi c'è stato Napoleone qui, noi abbiamo anche la suite dedicata a lui. E con tutto il saccheggio che l'imperatore ha fatto delle nostre opere d'arte, se qualcuno sfrutta la sua epopea per impreziosire un edificio che trasuda di per sé storia, è solo un minimo compenso. Cassetti, a Bassano del Grappa, è del 700. Era la villa estiva dei nobili veneziani, costruita su una barchessa del 500, forse distrutta da un incendio. E da lontano mormora ancora il Piave.